Amici sportivi, ben ritrovati con un'altra puntata di Pianeta MSP. Negli ultimi giorni sono scese in campo solamente le squadre di Serie A1. In questo modo i gironi da 9 squadre hanno già disputato la gara in più e quindi si sono allineati al resto del campionato. Quindi oggi vi racconteremo le ultime partite che si sono disputate partendo dal primo girone di Serie A1, dove ci sono stati in particolare due risultati che ci hanno stupito. Ora infatti il New Tartan condivide la prima posizione con il Futsal Verona. Invece nel secondo girone abbiamo ai primi posti una classifica molto compatta, infatti le prime 3 squadre hanno a dividerle solamente 3 punti. Ma tutto questo come sempre ve lo racconteremo nel dettaglio subito dopo una carrellata dei nostri sponsor. Ostilio Mobili, dal 1968 arredamenti delle migliori marche. La zona giorno, con divani e pareti attrezzate, la cucina, moderna o classica, completa dei migliori elettrodomestici. La zona notte, dove la comodità va a braccetto con stile e funzionalità. Per tutta la casa, scegli Ostilio Mobili, dal progetto alla realtà. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Veneta Cucine, il futuro è lo spazio più bello da progettare. Ottava giornata, parte 3, A1, girone A. Durante la prima giornata del 2025 sono scese in campo solamente le squadre di Serie A1, così come è stato nell'ultima del 2024. In questo modo i gironi da 9 squadre hanno già disputato la gara in più e si sono allineati al resto del campionato. Nel primo girone ci sono stati almeno 2 risultati a sorpresa, con la vetta della classifica che è stata completamente rivoluzionata. Il New Tartan ora infatti condivide la prima posizione con il Futsal Verona, che ha iniziato l'anno con il piglio giusto e ha battuto 8-3 un Timber Times che ha offerto poca resistenza a un avversario ben più attrezzato. Attrezzato a livello di qualità e non di quantità, poiché il Verona aveva un solo cambio in panchina. Triplette vincenti per Rizzardi e Mambella. Sempre al primo posto, ma con una peggior differenza reti, troviamo poi il New Tartan, che è però stato battuto 7-3 da un Ottica Love che sembra aver staccato la zona retrocessione e che punta in questo nuovo anno a recuperare il terreno perduto nella prima e sfortunata fase della stagione. Al centro sportivo De Stefani il miglior realizzatore della giornata è stato Sirbu, andato a segno per ben 3 volte. Non ha approfittato di questo risultato il Noi Team Elettrolaser, che è stato inaspettatamente battuto dagli Smigolè per 4-3, con tripletta vincente di Bazan. Grazie a questi 3 punti gli Smigolè rimangono nella scia dell'Ottica Love, pur rimanendo in zona play-out. La classifica però sembra ben divisa in 2 tronconi, delimitati dal BVP e dai Red Devils, divisi ora da 7 punti in classifica. Questo gap è aumentato anche in questo turno, durante il quale c'è stato lo scontro diretto, terminato a favore del BVP per 9-7. Red Devils quindi che salutano le speranze delle prime posizioni e che devono iniziare a guardarsi alle spalle, perché dietro le avversarie hanno iniziato a correre davvero. Il migliore in campo in questa gara è stato Mascalzoni, che ha messo a segno addirittura 5 marcature. Turno di riposo invece per Legas.
A1 girone B. Anche nel secondo girone di Serie A1 la classifica è molto compatta nelle prime 3 posizioni, con le prime 3 compagini divise infatti da soli 3 punti. A guardare tutti dall'alto abbiamo ancora il Five Futsal, che però in questo primo turno dell'anno non è riuscito ad andare oltre a un pareggio per 2-2 contro il Valaia. Un punto che certamente non fa felice nessuna delle 2 squadre, ma almeno permette al Valaia di uscire dalla zona play-out e di insediarsi al 6° posto. Al secondo posto invece troviamo il Corvinul Hunedoara, che è riuscito a rosicchiare altri 2 punti della vetta grazie al successo del Paianini Center contro la Cighepoli Sportiva Pedemonte per 7-4 con triplette di Bucurella e Toma. Ora il Corvinul si è portato a un solo punto dal Five Futsal, ma già la prossima giornata avrà grande importanza, perché il Corvinul si scontrerà con i terzi del Transilvania, distanti ora 2 punti e che hanno ottenuto il passo grazie al successo per 6-4 sull'Unione. Alla Polisportiva di Lugagnano il giocatore più prolifico è stato Koroama, che ha bucato la porta avversaria per ben 4 volte. L'Unione rimane così al 5° posto con il podio che sembra ormai irraggiungibile, ma con un distacco invece dalla zona play-out che rimane sempre di 3 punti. Chi sta in una situazione decisamente tranquilla è invece la Piazzetta Store, che ha superato con il punteggio tennistico di 6-0 dei Liverpolli che forse avevano la mente ancora alle scorse vacanze. La tripletta di Fior consolida il 4° posto della Piazzetta, mantenendo ben 7 punti di distacco dalla zona play-out, quindi ben oltre le previsioni di salvezza di inizio stagione. Hanno riposato invece i Rangers Lugagnano, sempre ultimi, ma che almeno hanno visto perdere tutte le avversarie per la corsa alla salvezza. Gelo Musat, della squadra Valaia. Siete partiti forte, anche perché l'avversario mancava di un uomo, avete segnato, avete risegnato, ma poi alla fine in qualche modo vi hanno ripresi. Sì, abbiamo avuto opportunità di fare molto bene all'inizio, perché visto che loro avevano un uomo in meno, purtroppo abbiamo fatto solo un gol finché è arrivato l'altro loro e sono messi bene in campo anche loro. È stata molto difficile dopo fare altri gol. Abbiamo fatto un altro, però è stata dura perché è una squadra molto combattente, si è visto anche in campo, abbiamo combattuto tutte e 2 le squadre molto forte. Peccato alla fine che abbiamo preso gol negli ultimi minuti, peccato. A proposito dell'ultimo gol, ma com'è passato in mezzo alle gambe con la palla? Sì, questa è un po' la fortuna dell'attaccante che la passa palla proprio tra la barriera. Questa è un po' di fortuna per il loro attaccante, quindi mi dispiace. Ma... Vabbè, un punto comunque fa sempre comodo. Sì, è un punto, sì, con loro, visto che sono quelli più bravi, primi in classifica, è stato un punto fatto bene, ci prendiamo un punto. Speriamo avanti che va più, giochiamo ancora meglio per vincere, è appena iniziato il ritorno, quindi abbiamo tempo. Cristian Hernandez, numero 9, una partita tirata, cominciata in 4, quindi difficile, avete subito un gol subito, poi ne avete preso un altro, ma alla fine siete riusciti a rimontare. L'importante era non perdere e cercare di fare un bel risultato. Alla fine siamo riusciti a pareggiarla e è andata bene così, perché siamo sempre in 4-5 a giocare, quindi siamo soddisfatti del pareggio. Così mantenete la posizione in classifica? Sì, quello è l'importante. L'importante è non perdere e continuare così. Bisogna vedere cosa fanno anche gli altri però. Però ancora è lunga la seconda partita di ritorno e possiamo ancora lottare fino alla fine. Francesco Tommasi a Cighe Pedemonte. Mi dovete spiegare come siete riusciti a perdere con un vantaggio di 4-0. Allora, che dire,
Eravamo partiti molto bene, anche con un po' di fortuna, ma con una bella mentalità. Dopodiché purtroppo la squadra era molto forte, infatti sono comunque ben più avanti di noi in classifica e abbiamo fatto degli errori, soprattutto rientrati nella prima parte del secondo tempo, in cui abbiamo lasciato tante occasioni, soprattutto sul calcio d'angolo. Purtroppo verso la fine la partita si è innervosita per vari motivi, un arbitraggio un po' così da entrambe le parti, però qui alla fine cambia poco e di conseguenza alla fine hanno vinto loro sul lungo periodo. Siete veloci anche in avanti, ripartite velocemente, però sulle marcature lasciate un po' a desiderare. Infatti purtroppo soprattutto appunto nei calci d'angolo che noi proviamo a marcare a zona dobbiamo ancora imparare i meccanismi, è una cosa nuova e stiamo cercando di rodarci meglio. Per il futuro? Sì, sì, assolutamente, ma siamo positivi, siamo in fase di crescita e quello è l'importante per il gruppo. Romeo, Georgescu, Corvinul, C5, Hunedoara. Eravate sotto di 4 gol. Mi spieghi come siete riusciti a vincere alla fine? Sì, si vede che quello che abbiamo parlato prima, diciamo, dell'anno scorso, delle ultime partite, che sono state delle partite che abbiamo perso noi da 3-0 o da 4-1, si vede che i ragazzi hanno capito la sistema del gioco, anche se perdiamo, anche se vinciamo, che è da essere seri e più da mettere tanta anima in campo. E dopo giochiamo, si sa che giochiamo in Serie A1 e in MSP, le squadre sono tutte forti, conosciamo il Pedemonte come giocano da tanti anni e con loro è sempre una battaglia in campo, una bella partita e alla fine io sono contento che i ragazzi hanno vinto questa partita qua da 4-0 per Pedemonte. Ecco, all'inizio veramente siete partiti con passaggi un po' lenti, senza quello scatto che serviva. Poi pian piano, soprattutto nel secondo tempo, vi siete ripresi come velocità, come ritmo, avete tirato in porta di più? Sì, come vi ho detto, lo so come giocano il Pedemonte, lo so che il Pedemonte si buttano, secondo me si butta per fare gol subito e dopo da chiudersi bene. Noi a quei passaggi abbiamo aspettato che loro escono fuori per vedere come giocano, per vedere la situazione, come stanno in campo. Allora i miei ragazzi, si vede che abbiamo preso 4, ma sapevamo che prendemmo subito il gol, ma dopo da riprendere ero 100% che questa partita qua lo vinciamo noi. E adesso, come vi ho detto, voglio ringraziare i miei sponsor come il Majestic Eventi, Deluxe Adrian, Deluxe Eventi, e Inox Acciaio e a tutti i nostri sponsor e tutti quei che mi guardano e ne sostiene per vincere questo campionato qua. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti che avevi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. E questo è davvero tutto da Pianeta MSP, dalla terza parte dell'8ª giornata. Noi ci vediamo sempre su questi schermi tra 7 giorni per scoprire tutte le novità del 33esimo campionato provinciale.